Mi ero promesso di non fare video, mi ero promesso di non fare storie, mi ero promesso di non dire troppo su questa partita, ma ragazzi è più forte di me, ho bisogno di uno sfogo, ho bisogno di raccontarvi tutto, ho bisogno di raccontare ciò che penso di questa disfatta, di questa partita forse mai giocata dal Napoli, di questo Empoli-Napoli che passerà alla storia come la partita dell'ultimo rimpianto. Innanzitutto ciao a tutti ragazzi, per chi non mi conoscesse, sono Giovanni, chiamatemi anche Super Allan. Vi chiedo di iscrivervi al canale, sono tifoso del Napoli, vi racconto di cose belle su questo canale, ma in realtà oggi di una cosa brutta, di una partita che non mi sarei mai aspettato di vedere e quindi di commentare. Ieri per una scelta mia personale ho deciso di non fare la reaction, ho deciso di non fare le storie parlate, un po' come un sentore, una sorta di sentore. Forse mi aspettavo qualcosa del genere, o forse no. In realtà una sconfitta del Napoli così non l'ho mai vista, probabilmente. La sconfitta di tutti quanti, io questa la chiamo. Quando si vince è ovvio che do i meriti a tutti, quando si perde faccio lo stesso, do le colpe veramente a tutti quanti. Io ho in giro sui social, che è un po' il mio habitat, un po' il luogo dentro il quale mi muovo per lavoro, ma soprattutto per passione. Ne sto leggendo veramente di tutti i colori. Partiamo, in realtà è molto difficile oggi per me partire da qualche cosa, non so proprio bene da cosa partire, ma partiamo dalla cosa che un po' tutti quanti stanno commentando, dall'errore clamoroso di Meret. Un errore inaccettabile, clamoroso, questo è palese e non posso dire il contrario. Però mi piacerebbe farvi capire una cosa secondo me molto importante. Allora, Meret per me è un grandissimo portiere, ha delle grandissime potenzialità. Sul mio account Instagram, in realtà, proprio stamattina ho anche pubblicato un TikTok, un video che ci fa capire quanto è forte, quanto è bravo Meret tra i pali. La tripla parata che fece, adesso non voglio sbagliare, ma mi pare contro il Verona, e lì tutti quanti ad esaltarlo. È ovvio che poi quando ti commette un errore del genere, come quello che abbiamo visto ieri ad Empoli, tutti quanti gli andiamo contro. Io per primo nelle mie storie di Instagram, ieri un po' l'ho preso in giro, ma si trattava di puro sfottò, di pura meme. Ragazzi, non andiamo oltre con le parole, ridimensioniamo un attimo il tutto, perché se Meret, così giovane e anche così tanto sconfortato, dovesse far fronte a tutti gli insulti e tutte le brutte parole che gli stanno rivolgendo dopo ieri, veramente per lui è finita. È giovane, non gioca praticamente quasi mai, è fatto fuori da un progetto tecnico che è quello di Spalletti, ma questo è palese, perché ha perso la titolarità e non da ieri, da tempo, ma per diversi motivi, e oggi lo stiamo praticamente massacrando. Dico lo stiamo, mi ci metto io dentro perché faccio parte del tifo del Napoli, ma in realtà mentre mi ci metto dentro mi ci metto anche fuori, perché ripeto, non mi sembra proprio il caso di andare così tanto oltre con le parole. Stiamogli vicino in questo momento, perché veramente ha commesso un errore che penso pure lui non ci abbia dormito stanotte, almeno lo spero, perché io non è che ho dormito così tanto bene ripensando a questa partita, a questa disfatta. Ragazzi, io più che altro me la prenderei con Malquit, veramente io non ho più parole, non ho più parole per descrivere la sua, non lo so, arroganza nel porsi, nel giocare. Allora, a parte cambio inutile, secondo me, quello di Malquit, cioè proprio quello di mettere Malquit in campo, è stato proprio un cambio inutile. Guardate, non riesco manco a parlare, talmente lo dico in napoletano, la raggia che tengo stamattina addosso. Veramente una cosa indicibile il cambio, ma parliamo dell'errore che fa.
Parliamo dell'errore che fa sul primo gol. Marichi, no. Marichi, ma che ti pensi che sei quando che guai un cielo in tuo parco sotto la casa tua? Che vuoi fare? Vuoi ricere? Vuoi fare questi piedi? Che vuoi fare? Cosa vuoi fare? Vuole saltare a ridosso dell'area di rigore sul 2-0 al 70° l'avversario quando non sei forte, quando sei scarso. Sei scarso. Non è la prima volta che lo dico, non è la prima volta. Allora, se nei confronti di Meret ci deve essere un attimo più di tatto, perché là sanno capire diverse cose, con Malquit non è la prima volta che lo dico, che è scarso. Malquit, allora, a difesa, non sa più qua. A difesa, Malquit, non sa più qua. Sta forse solo un poco avanti, solo a livello offensivo può fare qualcosa. A difesa, non sa più qua. Quindi cosa dico? Stiamo vincendo al 70° 3-0, una partita che forse probabilmente manca mai giocata, nemmeno abbiamo giocato al 100% delle nostre forze, ma che stai vincendo 3-0 o 70°. Vuoi giocare questa palla? No, ad Foscavet deve superare l'avversario a ridosso dell'area di rigore con mano pesce, perché un pesce sì, perdi il pallone. Poi ovviamente non è che noi siamo un po' cacciurtate e ci chiamiamo comunque Napoli. Rimballo contro rimballo, la palla perfetta. Perfetta, un pallonetto perfetto, coppia Pirghiere, Ederson, gol. E da là non abbiamo capito più niente. 7-8 minuti di panico totale, un blackout che ancora mi riesco a spiegare. Ancora non mi riesco a spiegare su blackout. Cioè non siamo proprio bravi in grado di gestire una situazione. Non siamo proprio in grado di gestire una situazione. O sto dicendo in 300 lingue in questa settimana che non siamo in grado di gestire una situazione perché non siamo abituati. Non siamo abituati. Perché? Perché non abbiamo i giocatori abituati a gestire determinate situazioni. O Milan va a vincere un 93esimo, 94esimo. L'Inter una partita pataterno contro la Roma. A Fiorentina che perde in casa con la Salernitana. A Roma che perde 3-1 a Milano. E noi siamo i soliti piscia. E i soliti piscia che perdiamo sì contro la Roma. Perdiamo punti contro la Roma, perdiamo in casa 3-2 con la Fiorentini, ancora ci posso pensare, 3-2 in casa con la Fiorentini e chiamo a perdere 3-2 in casa dell'Empoli, l'Empoli che non vinceva quanti giornate, si va ancora Garibaldi quando l'Empoli vince l'ultima giornata, in casa, al Maradona, contro chi? Contro i pesci. Noi siamo da ricovero, eh. Ah, noi siamo da ricovero, noi siamo inguaiati, noi mentalmente siamo inguaiati. Noi mentalmente siamo inguaiati e ci abbiamo la volta con Benitez, ci abbiamo la volta con Spalletti, ci abbiamo la volta con Gattuso. Io volessi veramente capire il problema principale. Io una risposta mi sono riuscito a dare in tutti questi anni, tutto questo tempo, che non siamo abituati. Questa è l'unica risposta che riesco a dare, guagliù. Poi fatemi sapere voi, perché veramente sto perdendo, ma stanno facendo passogeni, che è la cosa più brutta che potessi dire in questo momento. Magari sono ancora tanto, penso mi vedete, penso che non mi avete mai vista così. E meno male che non ho fatto reaction, perché io veramente... Io potevo spaccare, io la telecamera la potevo spaccare ieri. Io meno male che ho deciso di non fare niente ieri, prima ancora che succedesse tutto, perché penso che non mi avete mai vista così. Ma io è meglio che mi fermo. Io è meglio che mi fermo. Perché poi ne senti una da uno di una tifoseria che non può parlare, poi ne senti un'altra che è una tifoseria che non può parlare, e stanno tutti quanti in gol, quando perdono Napoli, poi tempo li pare che era vinto la Champions League, e tutti quanti senza maglietta, mi pare che quando vincere contro Napoli pare che vincere, non lo so, quale trofeo ambito del mondo, pare che vincete il Champions League quando vincete contro noi, non ancora ci capite questo fatto, sarà... l'adrenalina, sarà la tensione, sarà che si vanno perdendo 1-0 in casa e quindi su 3-2 all'Urdo mi ha fatto esplodere in questa maniera. Io spero che sia così, io spero che sia così. Comunque l'unica risposta che mi riesco a dare è che non siamo abituati, non teniamo educatura, non abbiamo i giocatori in campo e nello spogliatoio abituati ad un certo tipo di situazioni. Noi ce la vediamo via con Spalletti, con Gattuso, con tutti gli allenatori del mondo, con tutti gli allenatori del mondo che passano e spassano qua a Napoli, ma secondo me se non abbiamo
il giusto mix tra allenatore e giocatori in grado di gestire delle situazioni, noi facciamo sempre ridere, perché noi facciamo ridere, noi non facciamo chiacchiere, noi non facciamo, perché c'è una leggera differenza, noi non facciamo chiacchiere, noi facciamo ridere, perché da ieri stiamo facendo ridere su ogni piattaforma, su ogni social, stiamo facendo ridere la gente, ma è normale che facciamo ridere la gente. Una squadra non partita con questo obiettivo si è trovata man mano a lottare per un obiettivo più importante. Voi perché pure lato su Scarz, tolta l'Inter, perché per me che le ha più forti sto dicendo all'inizio stagione. Voi che è un campionato livellato verso il basso, voi che sono caduto Milan, Inter, stiamoci a cortarete, sai. Stiamo attenti dietro, stiamo attenti dietro, stiamo attenti dietro, siamo molto attenti dietro. C'è un attimo e pierde tutto e quatta fai una figura in merda, ma a livelli mondiali, cioè non ti fermi in Italia a fare una figura in merda, fai una figura in merda a livelli clamorosamente mondiali. Cioè, tu arrivavi che là da parte del mondo, una figura di merda senza eguali, senza precedenti. Guardiamoci dietro. Siamo partiti con un obiettivo. Ci siamo trovati a lottare per un altro o a credere, non a lottare, a credere per un altro, anche perché ce l'ha fatto credere. Che fondamentalmente ce l'ha fatto credere. E una volta a Spalletti, e una volta a Zielinski nato morto. E una volta parla Fabian Ruiz, e una volta Juan Jesus, e una volta Koulibaly, e una volta Insigne. Noi lotteremo, noi faremo, noi diremo. L'unica che tiene il pallo, sapete come si chiama? C'ha un solo nome e un solo cognome. Ciro Mertens. Datemi 11 Ciro Mertens in campo. A quando stiamo dicendo che dai qua titolare questo? A quando stiamo dicendo che dai qua titolare questo? Non è che vogliamo fare i professori, non è che vogliamo fare i manager, non è che vogliamo fare gli allenatori. Ma è palese che stai in fiducia, è palese che stai in fiducia mentalmente, fisicamente per un UGL. Mettiamo più Mertens in campo, mettiamo più Mertens in campo. No, a chilli morta. Zielinski e Fabian Ruiz sono morti, stanno camminando, non ce la fanno. Chi le capo Balgi? Ok, panchina. Chi là, Sarumen, perché Sarumen chi là di volesse capire, ha firmato con qualche altra squadra, ok via, rivoluzione, che baggia riccio, che vi devo dire? I due più forti tecnicamente che abbiamo in squadra stanno Rumen, stiano dormendo, demotivati, come non mai, come pochi, non posso fare questo. Veramente, io mi sto facendo passo genio, ovviamente chiuderò con un Forza Napoli sempre perché quella è la cosa che andrà sempre oltre, Ieri sugli spalti al Castellani hanno vinto sempre di nuovo i tifosi. Ma che vuol dire a fare? Che ve lo dico a fare? Chiedete scusa, che questo dovete fare, dovete chiedere scusa. Io mi scuso invece con questo sfogo, spero che non agite niente che poi di cui dopo mi devo pentire, perché sono molto nervoso. Penso che sia visibile, ma penso che un po' tutti i tifosi del Napoli oggi sono delusi, arrabbiati, amareggiati. E chiudo con un concetto importante, cosa che ho già detto in diverse sedi, lo dirò anche qui così che resta. Noi siamo partiti con un obiettivo, ripeto, e quindi dovessimo centrare l'obiettivo Champions, sarebbe appunto centrare un obiettivo. Non dovessimo centrarlo, sarebbe un fallimento clamoroso a livelli estremi per come è andato il campionato. Non vinciamo più lo scudetto, ma questo è ormai, quindi se l'avessimo vinto lo scudetto allora si poteva parlare di un miracolo sportivo, no, per come è andato il campionato. Visto che non lo vinciamo più non si può parlare di fallimento, ragazzi. Io questo voglio che sia ben chiaro. Si può parlare di amarezza, di delusione, ok? Di incazzatura da parte di un tifoso, ma non di fallimento. Il fallimento è un'altra cosa, ok? Spero che sia stato chiaro come discorso. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi. È sempre Forza Napoli, voglio. Mamma mia, mamma mia.